Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con i documentari invernali di Sentieri Natura. Oggi vi mostreremo le immagini della salita al rifugio Zacchi nella splendida conca di Fusine. Si tratta di una escursione molto frequentata che mostra forse il suo lato più spettacolare proprio nel periodo invernale, quando le severe pareti delle Ponze e del Mangart si imbiancano, racchiudendo i due laghi in un'atmosfera cristallizzata, famosa proprio per le sue basse temperature. Buona visione! La nostra escursione ha inizio dalla conca dei laghi di Fusine, uno dei luoghi di maggior pregio ambientale e paesaggistico del Tarvisiano. Le temperature sono piuttosto basse, ma gli abitanti del luogo non sembrano particolarmente preoccupati dal clima e nuotano tranquillamente nei pochi punti dove la superficie non è ancora gelata. Ci incamminiamo così lungo la pista che si addentra verso il grandioso anfiteatro del Mangart, in un'atmosfera fiabesca dovuta ad una recente nevicata che il freddo ha cristallizzato su alberi ed arbusti. Giunti ad un bivio, lasciamo per ora a sinistra il sentiero che sale direttamente al rifugio Zacchi e proseguiamo lungo la pista che sembra ben battuta. In questo modo riusciremo a girare qualche bella sequenza utilizzando i panoramici tornanti della strada. A quota 1065 facciamo l'incontro con la Capanna Ghezzi, un piccolo ricovero forestale circondato dal bosco. Ci troviamo nel regno del faggio, dell'abete bianco e dell'abete rosso, le tre specie arboree più comuni nelle foreste del Tarvisiano.
In corrispondenza di alcuni tornanti, il bosco è stato diradato e la vista ora può spaziare sulle vette che racchiudono la conca di Fusine, come il Picco di Mezzodì ad ovest e la catena delle Ponze ad est. Anche il tempo sembra mettersi al bello, con le nuvole che corrono veloci sopra di noi, sfiorando la vetta della Ponza Grande. Ci siamo ormai alzati di quota e possiamo così avere una vista d'insieme della conca. Nell'ampio circo glaciale, dove si trovano i laghi, si possono osservare le caratteristiche forme create dall'azione dell'antico ghiacciaio che riempiva la valle. Nel bellissimo bosco di fondovalle si intravedono le grandi schiarite dell'Alpe Tamer e dell'Alpe del Lago, con la piccola elevazione del Col Rotondo. Dopo una lunga serie di tornanti, la strada si riporta verso nord, fino a raggiungere il ripiano, dove è stato edificato il nuovo rifugio Zacchi, a quota 1380. Il rifugio, completamente ricostruito e riaperto al pubblico nell'estate del 2008, si trova ai piedi del versante ovest della Ponza Grande. È una meta frequentata in tutte le stagioni ed è il punto ideale di partenza per le escursioni nel gruppo del Mangart. Prima di chiudere vi segnalo che il rifugio Zacchi rimarrà aperto e gestito nei fine settimana fino a tutto il mese di aprile del 2010.
Io vi do appuntamento alla prossima puntata, quando andremo a visitare la Conca di Pani, sopra Raveo, la terra del famoso Ors di Pani. Arrivederci!